Buonasera, ai titoli di Sicilia 24. A Trapani, appalti truccati per l'affidamento dell'illuminazione pubblica. Arrestato il deputato regionale Dario Safina, che si autosospende dal Partito Democratico. È accusato di turbativa d'asta e corruzione. A Catania azzerate 3 piazze di spaccio a Librino. Tra i servizi offerti anche una stanza dove consumare eroina e crack. Sequestrati 5 appartamenti, 14 arresti. A Enna, voleva accoltellarmi, mi sono difeso. Confessa l'omicidio del padre al culmine di una lite, ma la sua versione non convince gli inquirenti. Emergenza rifiuti, approvata la norma per nominare Schifani commissario per l'emergenza spazzatura, una scelta del governo nazionale che spinge la Sicilia verso la realizzazione dei termovalorizzatori con procedura di urgenza. L'autonomia differenziata secondo l'ANCI Sicilia. Il presidente Amenta parla di scatola vuota e chiede un confronto a tutti i livelli sulle prestazioni essenziali oggi inesistenti. Vi raccontiamo l'avventura del velista Andrea Barbera, che su una tavola da SUP navigherà sul fiume Platani in provincia di Agrigento fino al mare. Un impegno per l'ambiente che servirà a monitorare lo stato di salute delle acque. Io capitano di Matteo Garrone. Nella cinquina dei film internazionali degli Oscar 2024, il giovane protagonista della Guinea era stato ospite in una casa famiglia a Catania. Buonasera. E dunque a Trapani, appalti truccati per l'affidamento dell'illuminazione pubblica. Arrestato il deputato regionale Dario Safina, che si autosospende dal Partito Democratico. È accusato di turbativa d'asta durante il suo precedente mandato di assessore comunale. Sentiamo Laura Spanò. Il deputato regionale del PD Dario Safina, da stamane domiciliari per corruzione, turbativa d'asta e rivelazione di notizie d'ufficio, attraverso i suoi avvocati ha fatto sapere che si è autosospeso dal PD e dal gruppo parlamentare. Scrivono i suoi legali che appena verrà chiarita sicuramente nel più breve tempo possibile la sua posizione giudiziaria, tornerà nel pieno esercizio delle funzioni parlamentari. In virtù dell'arresto di Safina deciso dal GIP, si innesca la procedura prevista dalla legge Severino che stabilisce le cause di sospensione degli eletti in caso di misura di prevenzione. Al suo posto all'Ars arriverebbe il segretario provinciale del PD trapanese, sindaco di Salemi Domenico Venuti, primo dei non eletti nelle file Dem in provincia alle ultime regionali. Intanto si apprendono nuovi particolari sull'inchiesta giudiziaria dei carabinieri del comando provinciale coordinata dalla procura e che vede indagati, oltre a Safina, anche altre 3 persone. Quello che salta fuori tra le carte dell'ordinanza è che quando l'allora assessore comunale di Trapani Safina chiamava il manager Cristian Valerio, tra gli indagati rappresentante della società di energia City Green Light, rispondeva sempre presente, era pronto a soddisfare qualsiasi richiesta dell'assessore, dalle illuminazioni per le piazze ai campi sportivi fino alla fornitura di telecamere. Secondo le indagini, il manager ha anche garantito 50.000 euro a fondo perduto per alcune iniziative comunali non meglio identificate, sponsorizzazioni da 10 a 20.000 euro per le luminarie natalizie, un rapporto che per l'accusa ha garantito a Safina di avere un proprio tornaconto politico ed elettorale nel territorio trapanese, così da favorire la City Green Light nel project financing che il comune stava predisponendo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, progetto del valore di 16 milioni e mezzo circa per una durata massima di 15 anni, aggiudicato a settembre 2022. Blitz antidroga a Librino, siamo a Catania, 14 arresti. L'organizzazione metteva a disposizione dei clienti anche una stanza per consumare cocaina, crack e marijuana, basi logistiche in 5 appartamenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari occupati abusivamente e presidiati da vedette. Sentiamo Tonino De Mana. Cocaina e crack ai piani alti, marijuana al piano terra ed un appartamento a disposizione per il consumo della droga al riparo da sguardi indiscreti. I carabinieri di Catania hanno messo sottosopra, il caso di dirlo, considerato anche il nome dell'operazione, 3 importanti piazze di spaccio operative a Librino. Epicentro del blitz alcuni edifici sul viale Nitta 12, dove 5 appartamenti di proprietà delle ACP erano occupati abusivamente e presidiati da vedette. Un'organizzazione capeggiata dai fratelli Livoti e da Carmelo Anthony Spampinato,
debuttato che non lasciava nulla al caso con gli ordinativi di droga che partivano direttamente dal carcere di Napoli. L'organizzazione aveva una struttura piramidale e ben gerarchizzata, erano ben chiari i livelli dell'associazione, pertanto sono stati individuati 3 localizzatori. Questi 3 soggetti organizzatori prendevano gli ordini da un capopromotore che anch'egli era detenuto già nel corso dell'attività. Dal carcere riusciva a inviare le direttive per la corretta gestione dell'attività criminale. Oltre 350 i clienti giornalieri per un giro d'affari di 15.000 euro al giorno. Novità e particolarità su Catania il fatto che la droga si poteva consumare direttamente sul posto. È una sorta di drug room adibita al consumo in loco dello stupefacente che poteva essere acquistato e direttamente consumato in questa stanza dove c'era tutto l'occorrente per il consumo, quindi sedute e tavolini e anche strumentazione per la consumazione. Utilizzato un linguaggio criptico come birra, mezza birra e lampadina da 40 watt per indicare le quantità di cocaina. 31 complessivamente gli indagati. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 4 kg di stupefacenti, 5.000 euro in contanti, 18 catalizzatori e 2 gruppi ottici di una Smart, tutti oggetto di furto che venivano utilizzati dagli acquirenti per pagare la droga. È cominciato nel Tribunale di Marsala il processo al medico di Campobello di Mazara Alfonso Tumbarello, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per aver redatto numerosi certificati per consentire all'allora boss latitante Matteo Messina Denaro di potersi curare sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Ad inizio udienza hanno ribadito la richiesta di costituzione di parte civile l'Ordine dei Medici della provincia di Trapani, che per la prima volta si costituisce contro un proprio iscritto il comune di Campobello di Mazara. Tumbarello, presente in aula, è stato arrestato il 7 di febbraio scorso per aver garantito a Messina Denaro non solo le prestazioni sanitarie necessarie per le gravi patologie sofferte, ma soprattutto anche per garantire la riservatezza sulla sua reale identità e dunque continuare a sottrarsi alle ricerche e restare a Campobello di Mazara e gestire l'associazione mafiosa. Adesso Enna, dove confessa l'omicidio del padre, ma la sua versione non convince gli inquirenti. Mio padre voleva accoltellarmi, mi sono difeso, ha detto il 22enne che adesso si trova in carcere. La scena del crimine svelerà maggiori dettagli. Eva Spampinato. Ho ucciso mio padre per legittima difesa. Matteo Menzo confessa l'omicidio del genitore, l'imprenditore di 58 anni, Gaetano Menzo, ma la sua versione non convince i poliziotti. Soprattutto la dinamica di quanto raccontato dal 22enne non coincide con la scena del delitto, dove sarebbero stati trovati 1 o 2 coltelli da cucina intrisi di sangue, con i quali sarebbero stati sferrati almeno 8 fendenti. L'imprenditore è stato ucciso ieri a coltellate poco prima delle 14 nella sua abitazione in via Mola, Enna. Il figlio, che subito dopo l'omicidio aveva fatto perdere le sue tracce, agganciato telefonicamente dalla polizia, è stato intercettato per strada, poi si è consegnato alla squadra mobile raccontando di essersi difeso dal padre, che avrebbe urlato e poi avrebbe estratto un coltellino provando a colpirlo. Il coltellino però è stato trovato nella tasca della vittima e pulito. Nell'attesa di scoprire i motivi della lite tra padre e figlio, spetterà al medico legale stabilire quale sia stata la coltellata mortale. La casa è stata sequestrata per cristallizzare la scena del delitto. Matteo Menzo è in carcere ad Enna. Nelle prossime ore dovrebbe tenersi l'udienza di convalida della misura cautelare. A Messina 2 docenti sono stati aggrediti dal padre di un alunno dell'istituto Caio Duilio. Alla base del litigio un compito in classe ritenuto copiato. Francesco Triolo. C'è un'indagine delle forze dell'ordine ed una interna della scuola sul grave episodio che si è registrato nella giornata di ieri a Messina nelle aule della sezione staccata dell'Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio, dove 2 professori sono stati aggrediti dal genitore di un alunno. Una mattinata convulsa iniziata con la chiamata del figlio ai genitori per parlare con il professore, ma ben presto la discussione è degenerata e ad avere la peggio sono stati 2 docenti trasportati in ambulanza in ospedale. Poi anche padre e figlio si sono recati al pronto soccorso per fare ricorso alle cure dei medici. La dirigente Daniela Pistorino preferisce non rilasciare dichiarazioni, ha ricevuto questa mattina la relazione degli altri docenti che hanno assistito all'episodio e dalla scuola trapela come tutta la comunità del Caio Duilio sia scossa per quanto avvenuto.
ma la versione della famiglia del ragazzo apre a nuovi interrogativi sui quali stanno indagando gli inquirenti. Il giovane infatti è stato refertato al Policlinico, dove la madre ha riferito di un'altra aggressione avvenuta lo scorso 12 dicembre, sempre ad opera dello stesso docente, per la quale si era recato al pronto soccorso. Oggi inoltre la famiglia è stata convocata in questura per raccontare la sua versione dei fatti. Alla base della discussione ci sarebbe stato un compito in classe che secondo il professore sarebbe stato copiato. Il caso è stato trasmesso anche ai servizi sociali. La Guardia di Finanza ha denunciato 73 persone residenti principalmente a Gela e Niscemi che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra i denunciati alla Procura di Gela, extracomunitari privi del requisito di permanenza, cittadini che si dicevano disoccupati ma che in realtà lavoravano in nero e soggetti con precedenti penali anche nella criminalità organizzata. Le somme indebitamente percepite ammontano in totale a circa €500.000. Voltiamo pagina. Approvata all'alba la norma che consente di nominare il governatore regionale siciliano Schifani a commissario per le infrastrutture necessarie all'emergenza rifiuti. Unico scopo quello di accelerare le procedure per la realizzazione dei termovalorizzatori. Sentiamo Manlio Viola. Non cambierà nulla nella gestione ordinaria, le competenze in materia di rifiuti da parte della Regione e degli enti territoriali, comuni compresi, resteranno identiche anche dopo la nomina del commissario per l'emergenza. Lo precisa con una nota ufficiale il presidente della Regione Renato Schifani, sempre più vicino proprio ad essere nominato quale commissario. La nuova disposizione legislativa approvata in Commissione Ambiente della Camera all'alba e pronta per essere votata dall'Aula interviene infatti per accelerare, sempre nel rispetto delle norme, le procedure di costruzione dei termovalorizzatori che risolveranno, dice Schifani, la situazione di emergenza evitando il costoso trasferimento dei rifiuti all'estero. Un iter già sperimentato dal precedente governo nazionale con un analogo provvedimento riguardante in quel caso Roma Capitale. L'incarico di commissario avrà una durata di 2 anni e sarà prorogabile. Una nomina, quella resa possibile dalla norma appena approvata, attesa da tempo e che lo stesso Schifani aveva indicato come addirittura d'arrivo. La notizia l'aveva fornita a lui stesso venerdì scorso in occasione della conferenza stampa per trarre il bilancio di un anno di governo. Ma per vedere attuata questa nomina bisognerà attendere che la norma contenuta nell'emendamento al decreto legge energia presentato dal deputato di Forza Italia Francesco Battistoni e altri e adesso approvato passi dal Parlamento e poi che il governo le dia attuazione. La nomina dunque non sarebbe governativa ma legislativa, ma comunque dovrebbe passare dal governo. Parla di blitz notturno senza precedenti il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, mentre applaude il presidente della Commissione Difesa Nino Minardo. Sul tema dell'autonomia differenziata interviene l'ANCI, il presidente di Sicilia Paolo Menta. Sentiamo appunto cosa ne pensa. Diciamo la verità, per noi siciliani il tema dell'autonomia differenziata interviene in maniera molto superficiale e noi siamo già in autonomia. Il tema nostro è riuscire ad alzare la qualità e la quantità dei servizi da offrire ai cittadini, migliorare la qualità della vita. Le nostre città ci arrivano negli ultimi posti delle graduatorie nazionali ed europee. Noi vorremmo misurarci su quello che significa a livello essenziale delle prestazioni. Porto un esempio su tutti: in Sicilia solo l'8% dei bimbi da 0 a 36 mesi ha il diritto di andare in asilo nido, in Emilia Romagna il 50%. Chi deve far alzare questa percentuale è il governo nazionale. Ci siamo trovati invece un taglio di 200 milioni sul sistema degli enti locali nazionali. È lì che bisogna confrontarsi prima di parlare di autonomia differenziata, che in Sicilia rappresenta una scatola vuota. È lì che bisogna parlare di case di comunità, ospedali di comunità, se non prima parliamo di assunzione di medici, di infermieri e di altre figure che servono a garantire i servizi. Una breve pausa, poi la nota sindacale perché c'è stato lo sciopero dei dipendenti dell'azienda dei trasporti siciliana. Manifestano i lavoratori dell'AST, rischio default, futuro appeso a un filo per 800 lavoratori dell'azienda dei trasporti siciliana. Marco Gullà. Una crisi nera che si riflette sui lavoratori. L'AST, l'azienda siciliana dei trasporti, è ancora una volta a rischio default.
800 lavoratori rischiano il licenziamento e questa mattina in molti hanno manifestato davanti la sede del governo regionale a Piazza Indipendenza a Palermo. La politica non ci sta aiutando, dicono lavoratori e sindacati, una spada di Damocle che pende sulla testa dei dipendenti. Siamo preoccupatissimi perché abbiamo dei politici irresponsabili che non tengono conto di 800 famiglie che possono perdere il posto di lavoro. Diversi anni fa abbiamo avuto lo stesso ennesimo problema, quindi qui il problema è del governo. Ogni cambio di governo noi abbiamo sempre lo stesso identico problema e ripeto, siamo, come dicevano i colleghi, siamo preoccupatissimi di questa situazione generale che si è venuta a creare. Il presidio oggi è molto partecipato perché è alta la preoccupazione dei lavoratori e quindi delle parti sociali, dal momento in cui la Regione ha pensato di stralciare l'articolo dei 20 milioni per il rilancio dell'azienda Ast. Non avendo avuto dal 9 di gennaio, quindi la data dello stralcio, ad oggi ancora nessuna risposta, chiaramente siamo qui perché esortiamo la politica a convocarci, a darci qualche notizia. Futuro incerto e preoccupazione che sale giorno dopo giorno. Noi è da 5 anni che lavoriamo a contratti a rinnovo, 2 mesi, 3 mesi, 1 mese. Come facciamo a costruirci una famiglia? Come facciamo ad andare avanti? Come possiamo garantire un futuro alle nostre famiglie? Ci fermiamo ancora e poi dopo vi porteremo a scoprire l'avventura di uno skipper siciliano sul fiume Platani. Ridiscendere il fiume Platani in provincia di Agrigento fino al mare, l'avventura che il velista Andrea Barbera affronterà su una tavola da SUP il prossimo 11 febbraio per mostrare le bellezze di questa zona e monitorare lo stato di salute del fiume. Lorena Dolci. Ma oltre a mostrare le bellezze di una provincia che nel 2025 sarà capitale della cultura, questa avventura risponde anche a finalità scientifiche. Tra gli sponsor ci sono infatti anche l'ARPA e l'associazione ambientalista Mare Vivo. Cercheremo di capire lo stato di salute del fiume attraverso dei prelievi che poi verranno analizzati dall'ARPA. Quasi 70 chilometri di anse per raggiungere il mare, con cui il fiume mescola le sue acque. Alikos, il salato, era infatti il nome greco del Platani. Io capitano di Matteo Garrone, candidato nella cinquina dei film internazionali degli Oscar 2024. Noi avevamo incontrato il regista proprio poco tempo fa in un cinema a Catania. Eva Spampinato. Io capitano, Italy. Dalla scorsa notte è ufficiale, il film di Matteo Garrone, Io capitano, è tra i 5 film internazionali che correranno per la statuetta degli Oscar 2024. La pellicola del regista romano era entrata nella shortlist annunciata dall'Academy, quindi tra i 15 film stranieri che erano in gara per essere selezionati. E lui aveva commentato così la notizia ai nostri microfoni. E adesso c'è odor di Oscar. C'è un odorino, sì. Lo avevamo incontrato durante la presentazione del film che racconta l'epica di un migrante del Senegal dall'Africa all'Italia passando per la Sicilia in un cinema catanese. Da allora Garrone ha cominciato un lungo tour di presentazioni internazionali in vista della nomination. Quello che noi abbiamo cercato di raccontare riguardo a questo è il fatto che dietro tutti questi numeri ci sono delle persone e dietro queste persone ci sono delle famiglie, ci sono dei desideri. Il giovane guineano che ha ispirato la pellicola era ospite della casa famiglia Prospettiva qui a Catania ed è proprio lì che Garrone ha conosciuto questa struggente storia diventata un film da Oscar. La notte del 10 marzo scopriremo se i migranti di Garrone, che lui definisce i portatori della nuova epica contemporanea, avranno la meglio su La società della neve, Perfect Day, The Teacher's Lounge e La zona di interesse. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.